già ci conoscono sanno che ormai sono tanti anni, dovrei dire oltre 30, quelli che la compagnia Teatro Popolare rappresenta e vi porta sulla scena commedie napoletane che speriamo vi facciano divertire e passare 2 ore serene questa sera. Anche questa è una farsa napoletana, ma è un po' più complicata. È più complicata perché sono 100 anni che nessuno la rappresenta. È complicata perché ha delle scene particolari e noi ci siamo affidati a un gruppo di giovani scenografi dell'Accademia di Napoli, lo studio Eliantus, al quale vi prego di riservare anche i vostri applausi. Cosa dirvi? Che l'ultima commedia l'abbiamo rappresentata 18 anni fa e dopo 18 anni ci sono voluti 9 mesi per partorire questo lavoro e non è un caso, abbiamo avuto qualche problema, qualche persona che era con noi ci ha lasciato, qualche altra persona per motivi di lavoro non è potuta arrivare a portare il suo personaggio in scena, ma abbiamo superato tutte le difficoltà ed eccoci qua. A questo punto permettetemi di ringraziare il direttore di RAI, del liceo scientifico, che ci ha concesso questo auditorium, la vicepreside Carmen Matarazzo, che abbiamo tediato con le nostre richieste e con le nostre seccature. Inoltre vorrei ricordare delle persone che non sono sul biglietto di invito che avete avuto. La signora Anna Maria Genzini, che si è prestata come sarta, ci ha fatto parecchi ritocchi di sartoria. Poi abbiamo qui Antonio Morisco che accompagnerà con la chitarra la canzone nel terzo atto, e anche lui non c'è al biglietto. Inoltre fatemi ricordare la ditta Franco Di Maio Fiori, che ha ornato il palco con queste corbeie fiorreali, e forse la persona per noi più preziosa, Salvatore Guarini, il custode, una persona che abbiamo fatto le ore piccole spesso per le nostre prove, che abbiamo seccato in tutti i modi possibili e immaginabili e che pure continua a sorridere e a essere molto disponibile. Inoltre vi devo ricordare i nostri sponsor, il centro revisioni Garage Amato Giovanni, Garage Europa, l'agenzia di Castellammare della Fondiaria SAI, la ditta Cusci Club di Gragnano, Vini Rovine di Monte, Foto Marileni 3, il rimessaggio nautico direzione mare, il supermercato La Rinascita, il bar Alessandra, la ditta Formisano Pietesano e Bardella Arredamento. Con questo dovrei aver detto tutto, forse non ho detto la cosa più importante. Noi speriamo che stasera vi divertiate, ma di una cosa abbiamo bisogno, non potete negarci. Vogliamo i vostri applausi, sempre e comunque. Grazie e buonasera. Hai trovato qualche lettera, qualche cosa? Niente,
te, lei tutto fosse ingannato da te, avessi pigliato qualche sbaglio. Ma qua sbaglio, signorina? Io l'occhio e tengo buona. L'altra sera, mio marito vostro passiava, partita villa comunale, sotto braccio di una mademoiselle. E chi poteva essere? Che ne sai? Uffa, io so tanto lo cuore, tanto l'ho affezionato, e papà potrebbe un modello. Signorina mia, uomana, quando più una muleta soltanto morta, tanto va vita a mettere in bocca. Guarda che tanto. Ma comunque la mia bocca, io andavo là giudizio bene. Poi senza la mangiata, senza che avevo preso un po'. Poi, quando la vita fa una cosa che c'è, tu non riuscite niente. Aspettate la scopa. Quando siamo in buca, pigliamo un staccariella, io faccio una buona mazziata. Ma te, Giulietta, già fa lei, che già fa l'utaniate, va? Giulietta, buongiorno. Buongiorno. Che? Stai da di nuovo? La strada sta guidando tuo marito. La solita, Giulietta. Ma io ce la morire. Allora, Per carità, non hanno una domanda. Stavo appena vivere con lui. Avete dato un po' sempre e lungo, povero. che stai? E che si sono quello? Fanno a prendere mano, casa la parte del giorno. E poi tutti insieme si raffreddano. E intanto, un po' di giorno, ti manda una passione. Vattene, povero giovane passione. Voi siete tutti la stessa maniera. Male che la figliola cangiata. Ma tu non ti dici io sono una verba. E siamo bene veramente. Ti saresti assoggettata alla prova che voleva papà. Ma io che la prova non poteva resistere, Giulietta mia. Ti pare che mi fare le pise che la vita. Sì, papà. Scusate, quando sono bene, sono a tutto. Ecco, don Giovannino, tuo marito e la signorina di una facetta. Forse mi piacerà, ma... E con tutto quello da fare, dopo scusato, gli ha domandato tanto per vanto. Ma tocca cosa? Ci voglio parlare. Ma alla fine ne sono loro. A marito ce ne sono due bracci così. Non potevo andare senza farmi fare la prova. Qua, non ci pensare, è impossibile. Tu lo sai papà quando è stravagante e quando dici una cosa, che l'ha da essere. Stai nata? Aspetta lo sposo di Mariuscia, un certo Don Felice Ciusciamboccatino c'era, ce l'ha proposto, Giovannino Massimo, che è amico suo e collega. Già, dice che pure nera, Pure che dici? Tutti quanti che sa? Come in una settimana mi sono state fuori? Che si vanno a Sì, state zitto! Stai andando arrivo io. Eccolo. E se succede a prova che non ti basta? Certamente! Senta, e piglia che la pizzi figliola è 80.000 lire di dote. No! Vi giuro che sto matrimonio non c'è da fare, ma non c'è da essere mia! Mia, qualunque cosa! State zitto! Dite che io faccio cose vostre, io arrivo da casa, io accino il posto, accino accino il zio, e poi vostro ritorno! Che ti stai dicendo? Sto dicendo, o faccio che fate, a me andavo un colpo io, a me non ce la voglio troppo fare, o ma non mi che buono, lo so cavaliere vero! Giulietta! Chi tu aveva volevo al mondo e poi sentendo la voce del padrone se la più della maniera. Ma intanto la signorina di Padrona, Castelli, sempre appresso suo marito. Povera signorina, brazzone. Io quando facevo una cura, pareva un cunino. Poi, a quando si è sposato, va facendo che li fatto proprio.
scusa che è mica da, io faccio le visite, a stamattina, è stamattina sera. Ah, uomo, ha già fatto buonia, non ha già voluto proprio sapere, scusa, ma io non capisco. Ma quando la signora tende a mangiare, dormire, ma sto marito, ma che sei? Grazie tanto, capite? Ma pareva brutto. Io sto da parecchio fuori. O servitore mi ha fatto aspettare un vagone e l'ha mannassata. Ah, ma lasciato dopo un vagone. A un lira. Ma voi chi siete? Io sono Don Felice Ciocciabocca di Nocera. Ah, qui si lo sposa. Sì, signore. Ah, venitti. E accomodatevi. Grazie tanto. Padrona. Non mi sa che ha fatto un buon dolore quando si è con me. Forse aveva prima annunziato. Ha già da pace. Una vicina che è immediatamente. E perché? Voglio annunziare, capitemi. Fa presto, che io non mi finirò a aspettare. E finito parola, dice che ha aspettato assai buona. Sa che cambiato una bosca. Forse quando l'uomo è andata a scusate, entrate, accomodatevi. Rispettabilissimo. Io padrona non fa. Non ci chiamate allora. Accomodatevi. E se un padrone voleva passare in una galleria, dice, ma come ti è venuto in capo di farlo passare di qua? Dice, andare raggiunta. Scusate, mangiate pazienza, piate mezza la parola. E per la figlione, a tu si può sapere che può fare, è tanto facile. Scusate, se un padrone non può far passare in una galleria, Non fa niente, è lo stesso, io aspetto qua. voi non facete guida? Non tu guida, io sono amico stretto di Don Giovannino, il padrone di questa casa. Ma Don Giovannino non è il padrone di questa casa. Chi comanda qua dentro è Don Pasquale Braciola, il padre di quello che voi avete a scusare. Cioè, si va arrivando a scusare. Si va arrivando a scusare. Perché? Che ci sta con tutto? No, dunque come dunque proprio no. Però ma vedete, è arrivato a fare lo capita fa. Perché? Che c'ha fa? Capita fa. Una piccola con limona. Innanzitutto, voi fumate? Qualche volta? Niente. Non avete fumato più a 2 mesi. E che ne bevete? Un po' a tavola? Niente. Non avete bere più. E che scrivere? Questo è niente. Avete vita fa. Io sono sicuro che a voi me lo finito con questa non so più nullato. A non più. Comunque, scolati che voi mi che a voi padrona. Volevo fumare, volevo
bella cameriera. Ma senta, e voi? Non c'è male, E la professione medica, come vai? non c'è male. Hai capito tutte cose. Hai ricevuto la lettera mia? Sì, è subito soccorruto. Capirai, si tratta di 80.000 lire d'oro. Ma pure una magliona chic. Bella, E un bijou. giovane, 19 anni. E la storia moglie. tua cognata. Già, che a quanto tempo che si sarebbe maritata? Ma chi lo stravagante lo paga? Che si era da sposare e da fare? Dimmi se Ah prova. sì, o saccio, non è da fumare e non è da bere vino. Sì, sei arrivata. Perché? Cosa da fare? E poi non ti posso dire niente. Ti dico solamente che se tu vuoi buscare quella bella donna, ti ha quello che dicesse. Come facevi io? Io però, appena sposata, ho scontato tutte cose. Ma Giovanni, parliamoci chiaro, tu perché l'hai proposta a me? Già dai alzare uno scopo. Sicuro, lo scopo c'è sta. Tu sai che a me mi è sempre piaciuto per spassare gli teatri, al divertimento, a pieno figliolo. Ecco, ma non mi ricordo che anno c'era, ma ci stava una mazziata per causa tua. Io poi non ci suonai a quello che dava a te. Io era per dare la mazziata. Ma chi? Ho visto una mazziata per girare. Ma non te ricordo buona. Giovanni, state zitta, perché lui mi ha buscato sempre. Dico, mi facevo per il partito. E che voi, io quella vita non l'ho mai potuta dimenticare. E quando mi capita poca occasione, io mi piglio. O pare moglie, è un corazzone. E dopo la prova che mi ha visto per 2 minuti, pure si mi presta, abbracciato con una tavogliona, dice che sei frannato. E io, con la scusa della professione medica, ma va che spassando ogni giorno. È muggere. No, per carità, non ce la faccio a capisci? Che cosa? Stanno a sapere ora dunque, se stravoglione, si sposava estraneo qualunque. Chi la deve venire a casa? Io, se me le fai spazzare. Moggi capito! Il scumigliamo tutti in brogliatoio! Perfettamente. Se invece te la sposi tu, tutte e due ci potremmo spassare un modo nostro. Ma sta prova che chi non può fare? E niente. Si ha lo fa, la può fare, e poi, ha già fatto io, e non la fai tu. Vedi, tu mi hai fatto forza, e per un sacco di ragioni. Primo, per pigliare una coglione chic. Secondo, per pigliare 80.000 lire dote, e poi ci spassiamo da nostro. Basta, Filippo, stasera ti voglio presentare una sartoletta che io ci faccia corta, ma una cogliona chic assai. È buona! È buona. Pensa l'idea, è una ciociona. Stasera ti si presenta, eh? Anzi no, ora che ci penso, a domenica non ti ci posso buttare. Niente di più, mi chiamo Felice Ciosciabocca. Come? Ciosciabocca? No, dicevo che se ti ci presento, poi qualcuno ti può conoscere. Sì, Giovanni, io non mi voglio compromettere. Ti porto da un'altra, da una certa Faustina, una ballerina felice. Mannaggia l'armatore, pure una ballerina. Chi? Non c'è nessuno. E Don Pasquale, o suocero, Felipe, state zitta e non ti incaricare. Ci pensi? Ma pensa. È molto austero, molto state zitta, che bene. Io caro suocero, vi bacio la mano. Cara Giulietta, ma che è stato? Niente, anche in mannatura. Che saccio?
Dice che ieri sera ti sei ritirato tardi. Dice Angelina, forse ha visto quello che ho fatto. Sicuro, io andai a una conferenza medica. Hai visto? Già, e quindi l'ha sempre ragione. Ma dovete che facete voi? Certamente. Che mi piace un cocco stupido. Io so riconoscere le persone. Don Giovannino è un buon giovine. Don Giovannino, è un vergogna! Zitta! Io Bilbao. E quando mai hai parlato così? Che cosa sono queste parole? Mi dispiace per quel giovine. Viene qua e chiedere se chiudo noi. Per non sentire gli affari vostri. Perché Allah ne è sentito? Venite qua, venite. Abbi pazienza, Felipe. Queste sono piccole questioni di famiglia. Vi presento il signor Don Pasquale Braciolo, padre di mia moglie e di quell'altra ragazza, Mariuccia. Papà, vi presento Don Felice Ciosciamocca di Nocera, dottore in medicina, giovane di liberissima condotta e di belle speranze. Piacere tanto di conoscerla. Anzi, sono io il fortunato ad aver fatto... Stai zitto. Dunque, non mi dispiace. E vorreste sposare mia figlia Mariuccia? Oh, se credete, sarei troppo fortunato ad essere lo sposo di una figlia con un padre tanto onesto e tanto bravo. E vi giuro che se siete... Basta! A me gli uomini che parlano non piacciono. Voi lo sapete a quale prova vi dovete assoggettare? Lo sapete? Non lo sa. Non sa ancora niente. Sedie. Capito? Serie. Sei? Dunque, Serve qualche cosa? dice, chiunque viene non lo fate entrare, avete capito? Va bene, eccellenza. Dunque, signor Don Felice, non mi ricordo a do Sentite bene quello che vi devo dire. Don Giovanni, sembrava l'altro giorno che vi dicevo lo stesso discorso anche a voi. E sono passati 10 anni, sono passati. Non posso mai venuto di io. Zitto mo! E mo mi pare che tiene la faccia tosta mo! Sto parlando io! Tu sta parlando, non sei tu! E lui c'è te una puttana. Feli, vieni qua. Perché te ne si chiude? Ma credevo che mi aveva ammazzato! In casa mia non vi sono mazzate! E ci mo tanto! Dunque, signor Don Felice Ciosciamocca, sentite bene quello che vi devo dire. Tutti i padri che hanno le figlie da maritare tengono l'uso che quando si presenta un giovane qualunque, dopo di essersi appena informati, lo mettono in casa e lo fanno sposare. Io no, io tengo un altro sistema. Chi vuole sposare mia figlia Mariuccia deve fare 2 mesi di prova in casa mia. Prima di tutto non deve fumare. Sapete, una giovinetta ben educata il fumo non lo può soffrire. Secondo, non deve bere vino, perché il vino prima di tutto fa male. E poi a me, l'uomo che beve vino, non piace. Ma un poco, mi sta Niente! Non riesco a parlare. Terzo, la mattina si sta su Strampressa alle 5 in punto. Deve fare il caffè per tutta la famiglia.
La stanza che io vi assegno, la vita di cittadino, una vita fuori e una vita scova. Dovete tirare 6 cati d'acqua al giorno. E perché vi siete alzati? No, papà diceva, e si sbaglia e ne tiri già stai. Ah, non fa dire, meno di 6 no, ma se ne tira 10, l'11, 15, non fa niente. 30, 40, faccio più cazzi la faccio come bagna. La stanza, le scarpe, dovete pulire le scarpe a me e a Giovannino. Ok? Tennis, cubetti, tutto cose sta in la cucina. Qualunque cosa io vi dico, vi dovete obbedire. Siccome poi io fumo la pipa, dopo pranzo me la dovete caricare e me la dovete portare. Siccome poi io sono notaio, tutte le carte che si debbono copiare, me le dovete copiare voi. La sera, qualche volta, potete uscire qui, con mio genero qui presente. Però con le donne dovete essere freddo, impassibile, insensibile. Insomma, se mi capite di avere una bella figliuola, non ve ne avete legata. E questa è la prova più essenziale. Quando avete fatto questo, per lo spazio di 2 mesi, sposerete mia figlia Mariuccia con 80.000 lire di dollari. Altrimenti uscite fuori dalla porta della casa mia come diversi anni. Che rispondete? Ecco qua, io vi volevo dire una cosa. Deve rispondere, l'amico mio è un uomo modello e sono sicuro che questa prova non lo sgomenta. È vero che non ti sgomenta? No, io non mi sgomento. Dunque, accetta! Accetti? Accetto. Bravissimo! Basta mo! Restiamo intesi e da questo momento daremo principio alla prova. Giovanni, Mariuccia, Angeletto, andiamo. Vado con loro. E chi ve l'ha detto? Non devo andare. Io ho chiamato per nome quelli che debbono andare. Scusate, io credevo che dovevo andare anche io. E statevi attento, dunque, all'opera, all'opera. Devo andare da solo o aspettare a loro? Ma per andare dove? All'opera. Io ho detto all'opera, all'opera, per dare principio alla prova. Scusate, io credevo che bisognava andare all'opera. E statevi attento, è un altro sbaglio di questo. E io non transigo. Che sono cose pazze. E come faccio? Lui mi si sta lì. Dio, sei caduto a quello. Pulezza e scappa. E come sono messo? A finta di rovesa io bagno. Che femmine poi non me ne c'è llegata. Volete che leggi una cara? Mi pare che sono qui. Che mio sangue che sai a la cara? Oh. Dall'altra parte si arriva a fare questo per 2 mesi. Io avrei fatto colpa. Si tratta di 80.000 lire d'oro. E a voglione buona saia. E poi che è? Giovannina non ne ha fatto. Come ha fatto Giovannina? E ho fatto favorire.
Sangue e poi, come scuola, aveva scudato che non aveva fatto. Sente la puzza sicaria. E io pure! Avete fumato? Io? No! Come non avete fumato? Pardon, Ha giocato 80.000 lire. e chi ste persone? Sono zucchero. Dunque, fumate! Sì, signore, io fumo. Ma da oggi in poi non fumo più. Quando sono venuto, io non lo sapevo. Va bene, quando non lo sapevate avete ragione. Chi sticca? Mette lì. Ma servono per la vita. Ma statevi attento, io non transigo. No, io non giro con cattivo. Ecco voglio morire. Mi sta pigliando in un quartiere con se che sta maniera. Vede che tu congri e giovannini mi ha già un brogno ma mezza. Voi a chi aspettate? E che ne so? Quando rimaste qua, voi non so. Sì, ma voi chi siete? Ah, io sono Don Felice Ciocciamocca di Nocera. Ah, voi siete Don Felice Ciocciamocca. Sì, signore. Bravo, mi faccio tanto piacere. Voi siete lo sposo. Sì, signore. E proprio unici San Mario. Sì, signore. Oh, che bella festa aveva fatto! Aveva fatto l'orchestra, aveva ballato, ci volevamo strenare! Oh, in che stelle aveva ballato? La donna. Ma chi sei chissà? Ma c'è capito? Mo me lo guardi, sarà un po' pazzo. Permettete? Allora, Qua, nella stanza dell'amico mio. Qui ve li piaceva tanto. Papà doveva farci cerimonia allo sposo. Non ve ne fa. Si se ne va in casa. Ma no, a due giù. Eccolo qua. Da unito puoi guardare. Scusate, voi siete venuti appresso a me? sì, che volete? Mi siete simpatico. Ma non vi avete detto ancora chi siete? Io, forse cammino, una rete che non conosco. Ah, è giusto. Volete sapere chi sono? Basta la signorina, domandate a lei. Oh, signorina, Oh, carissimo Don Felice. scusate, quel giovane chi è? Quello là, quello è un povero giovane che soffre un poco con la testa. Un poco pazzo. Signore, starea, capisce? Meno male che siete venuti voi a tempo. Io non potevo di faccio la torna. Dunque, signorina, speriamo che dopo questi 2 mesi di prova... Ma scusate, ma perché non ce ne va la Non lo date retta, parlate. Dunque, speriamo che dopo questi 2 mesi di prova io posso essere vostro marito e così godere con voi per tutta la vita. Oh, io aspetto questo momento con gran piacere e mi sembrano 1000 anni di potervi chiamare marito mio, caro caro. Oh, signorina, queste parole mi consolano. Io, quando saremo sposati, per voi non sarò vostro marito, per voi sarò uno schiavo, sarò un cacciucchiello, e voi per me sarete una pappatella. Non mi staccherò mai da vicino a voi, basta però che mi volete bene. Oh, è questo che lo dice Gaspare. Sì, appena va giusto. Ma ci dite sbattere un po'
pazienza. Immaginate. Ma come che si cagnate in questa maniera? Perché papà non te l'aveva mai a disgustare, che la sera che facessi tu a ubbriaco, poi la sera che facessi tu a ubriaco, quando un pulizio fa la prova, tutte queste cose hanno talmente dispettivo a papà che non consentono mai più una tua. No, io picciolo, ma io non guardo più che la caccia qua. Io devo la caccia bene chiude prima. Marino, prima che non ti scusatissimo l'ozio. Dimmelo bene. Ma sì, voglio bene, tutti lo dormire e quindi mi scusate. A chi lo durse cacciotto, la cosa che ti sta Guarda tu non nasce. Prima di sera, venga a parlare con padre per una volta. Ma ci vuole tanto vedere. E sono sicura che farà un bene. Mamma Marcella, per carità, sì. Tanto buono c'è lui. Che sono ti bacia, Mario? Caccia parla. Chi c'era lo sposo che concludeva là? Chi c'era lo buono giovane che aveva trovato? Sono asciutto il cartone. E mentre stavo parlando, all'improvviso mi ha fermato e mi ha baciato. Ma sì, quando mai mi era successo una cosa di questa? Quando mai avresti da un giovane si era venuto a dire di baciarmi? Ma sì, costumato, Lazzaro, chi mi ha aiutato? Mamma mi scusi. Mannaggia all'arme mamma! E non ci mettete più piede. Mi dispiace per voi che me l'avete presentato. Uscite! E ringraziate uscita, da papà non va via da calcio. Mannaggia l'altra cosa che cosa faccio? Ma perché te ne si chiude capo? Ma chi se ne aiuta capo? Scusate, ma voi pochi, se può dire un'ondata d'uscita, ma quanto mi dà la signorina mia? Quella è carta bianca, è carta rasata. Ma tu qua carta bianca e carta rasata? La signorina tua, o sai a quale qualità di carta appartiene? A quella carta che usa Maria Governare in coppia e quartiere. Io sai che c'è